Buongiorno a tutti, per me è davvero un piacere e un onore essere qui quest'oggi in rappresentanza del Consiglio regionale per presentare un progetto davvero importante per il Veneto e in particolare per il territorio veronese. Desidero ringraziare innanzitutto tutti i protagonisti della progettualità che presentiamo oggi. Oggi presentiamo un progetto Radici, il progetto che vede anche la nostra regione, l'ente che rappresentiamo, essere tra i soggetti attuatori e la presentazione di una delle prime azioni significative di questo progetto, che sono gli agricammini. Si tratta di un progetto davvero importante che unisce il mondo pubblico con quello privato e desidero innanzitutto appunto ringraziare i protagonisti di questa importante progettualità che mette al centro un territorio importante e significativo che merita di essere conosciuto del veronese, vale a dire le nostre montagne e la nostra Lessinia. Il mio ringraziamento va a Copagri, ai comuni coinvolti che poi citeremo, che sono Roverè, Sant'Anna d'Alfaedo e il comune di Erbezzo, l'Università di Verona, le associazioni di categoria e aziende agricole e tutti i partner pubblici, privati come le associazioni che hanno contribuito alla nascita del progetto Radici. Perché Radici, ci tengo a dirlo, non è un progetto che parla soltanto di agricoltura. Radici vuole essere qualcosa di più. È una visione di un territorio, è una scelta che mette al centro la nostra montagna, la nostra Lessinia. E mettere al centro la Lessinia significa mettere al centro la sua identità, la biodiversità e soprattutto le persone che ogni giorno scelgono di vivere in questo meraviglioso territorio. È un progetto che merita di essere tutelato e valorizzato non solo per quello che rappresenta oggi, ma per ciò che può continuare a rappresentare in futuro per le nuove generazioni del nostro territorio. Il valore di questa iniziativa più significativo è la capacità di fare rete, perché i soggetti che abbiamo nominato poc'anzi costituiscono una rete che creerà una comunità del cibo in Lessinia, che metterà insieme le aziende agricole, appunto, le associazioni, tutti gli attori protagonisti di una comunità che è quella della Lessinia, che merita appunto di essere conosciuta a 360 gradi. Si tratta di un bando che è finanziato dal GAL, Gruppo Azione Locale, di cui appunto la Lessinia è protagonista, che vede la regione tra i soggetti attuatori. La Lessinia, ci tengo a dirlo, costituisce un patrimonio davvero straordinario per biodiversità, tradizioni e saperi. E difendere questo patrimonio significa proteggere le nostre radici, come dice appunto il nome di questa progettualità, ma anche creare nuove prospettive economiche per chi vive la montagna. Significa sostenere le produzioni locali, rafforzare le filiere corte e valorizzare tutti quei prodotti che raccontano una storia fatta di persone e di qualità autentica. Penso per esempio alla pecora brogna, che è il simbolo della Lessinia e che attraverso questo progetto andiamo a tutelare, tutelando quindi la tradizione pastorizia, tutelando la qualità di un prodotto, tutelando dei saperi che vengono tramandati di generazione in generazione. Questo progetto ha il merito di valorizzare strumenti innovativi come appunto le comunità del cibo e gli agricammini, che oggi andremo a presentare, partiranno il 26 giugno, ma non entro troppo nel merito per lasciare spazio poi ai protagonisti di questa conferenza affinché li presentino personalmente, e si andranno a creare dei percorsi che metteranno assieme tutto quello che la Lessinia ha da offrire: paesaggio, tradizione, saperi che si tramandano di generazione in generazione, ma soprattutto le eccellenze del nostro territorio. Quindi è un progetto che unisce il mondo agricolo al mondo anche del turismo e della cultura, perché non è corretto lavorare per compartimenti stagni, sono settori che hanno il dovere di lavorare insieme per far sì che il nostro territorio possa essere conosciuto e valorizzato come merita. Come Regione del Veneto siamo qui oggi perché crediamo fortemente in questa progettualità, crediamo che attraverso progetti come Radici e come gli agricammini che presentiamo qui quest'oggi significhi valorizzare il nostro territorio, ma anche dare un motivo in più alle nuove generazioni per restare nel nostro territorio, per viverlo, per lavorare in quel territorio e per crederci.
per crederci ogni giorno attraverso la propria azione lavorativa e attraverso la quotidianità sul territorio in cui viviamo e che abbiamo imparato ad amare giorno dopo giorno. E questo amore che abbiamo per il nostro territorio va appunto trasmesso alle nuove generazioni e a chi non lo conosce. Progetti come questo servono soprattutto anche a realizzare questo importante obiettivo. E quindi nel ringraziare tutti coloro che interverranno quest'oggi, comincio a far salire qui sul palco per il proprio intervento Carlo Giulietti, presidente di Copagri Veneto e Copagri Verona, in rappresentanza del mondo agricolo, per parlarci un po' di radici e presentarci il progetto in via generale. Grazie per essere qui, Presidente. Grazie a lei consigliere e grazie per la vostra presenza. Ha già introdotto benissimo l'argomento il consigliere Barbera. Io come rappresentante di l'associazione Ecopagri regionale Ecopagri Verona, che calandola sulla realtà pratica è capofila di questo progetto Radici, appunto, che è un acronimo che esso stesso parla per quanto vuole rappresentare. Cioè abbiamo costituito questa rete agroalimentare che va a difendere l'identità, il cibo e l'innovazione. Termini che possono sembrare andare in contrasto l'un con l'altro, invece è un'analisi approfondita, così come è stata approfondita ogni singola chiave di lettura, ogni singolo dettaglio che ci ha portato fino ad arrivare alla presentazione qui in Consiglio regionale, che non ci stancheremo mai di ringraziare per averci dato questa opportunità, che è sicuramente importantissima. Noi siamo partiti, sì, dicendo saremo noi i capofila di questo progetto, perché è partito dal territorio, quindi il nostro distintivo è sicuramente quello di ascoltare quella base associativa che ci permette di capire quali sono le esigenze e le realtà da dover rappresentare laddove vi siano delle difficoltà o laddove vi siano delle esigenze particolari. Questa esigenza particolare è stata rappresentata appunto dal territorio della Lessigna, che è un territorio fragile, è un territorio tanto fragile quanto bellissimo, in termini produttivi, in termini turistici, in termini relazionali, in termini di patrimonio di tradizioni che vengono tramandate e che sono a rischio, non diciamo di estinzione, ma sicuramente di non essere considerate importanti per quanto invece esse lo siano. Quindi cosa abbiamo detto? Bene, è un progetto che grazie al GAL, il gruppo di azione locale, Baldo Lessigna, che ha lavorato veramente bene in questo contesto per riuscire a dare lo spazio necessario per mettere a terra questo grande progetto. Dico grande perché non solamente in ottica di visione, ma anche in termini numerici sono 25 rappresentati all'interno di questo progetto. Qui con noi ci sono 2 sindaci su 3, che ringraziamo per la loro presenza, l'Università di Verona, come già detto, il GAS, il gruppo di azione solidale, l'Agri Lessigna, tantissime aziende agricole e allevatoriali che hanno voluto dimostrare, veterinari, professionisti del settore, tutti hanno voluto dimostrare la loro vicinanza a questo messaggio, che è quello di portare la Lessigna dove merita. Cosa avremo bisogno? Questo non è un punto d'arrivo, assolutamente, questo è un punto di partenza per arrivare dove? Per arrivare a costituire una comunità del cibo. È un ottimo strumento quello di questa progettazione per riuscire a dare visibilità a quelle che sono queste eccellenze, ma sicuramente noi vogliamo arrivare più in là. Più in là, se lo vogliamo tradurre in termini pragmatici, è sicuramente la comunità del cibo della Lessigna. Stiamo già lavorando per riuscire ad arrivare a questo obiettivo e è sicuramente uno degli obiettivi che nella prossima programmazione politica di Copagri verranno messi a calendario. Quindi questo, diciamo, è una promessa da parte nostra di impegnarci affinché anche grazie al supporto politico di Regione e dei loro rappresentanti questo traguardo possa essere raggiunto. Quindi io non so
cos'altro dire di più, anche perché so che porterei via quegli spazi che chi seguirà il mio intervento saprà benissimo andare a colmare, e quindi ritorno la parola al consigliere Claudia Barbera per il prosieguo della conferenza. Grazie. Grazie al Presidente Carlo Giulietti. Ora invito qui a parlare un rappresentante appunto degli enti pubblici, invito il Sindaco di Erbezzo Leso. Come dicevamo, è un progetto che si fa forza attraverso la rete che si è riusciti a creare, e sicuramente i 3 comuni qui rappresentati quest'oggi rappresentano una parte fondamentale e significativa per raggiungere gli obiettivi che ci dicevamo. Sì, buongiorno a tutti, grazie Claudia di questo momento. Per noi enti pubblici questa chiamata, questo contatto per questa bellissima iniziativa è stato immediatamente appunto recepito, perché abbiamo capito immediatamente quello che poteva essere la ricaduta sul territorio e sulle nostre aziende. Come comuni, adesso qui abbiamo anche Raffaello Campostrini, mio collega di Sant'Anna d'Alfaedo, sappiamo bene che le iniziative che ci possono essere a livello di agricoltura, allevamento e tutela da parte di un comune hanno poco appeal, poco fiato, e quindi quando si è prestata questa occasione siamo stati convinti subito nell'adesione. L'obiettivo qual è? L'obiettivo, come dice anche il termine radici, è quello di essere ancorati in quelle che sono le nostre tradizioni, il nostro passato, ma con lo sguardo al futuro, perché come obiettivo primario per noi è quello di garantire il presidio del territorio. Garantire il presidio vuol dire far sì che ci sia occupazione, far sì che ci sia residenzialità in un territorio, e questo è un elemento fondamentale che passa anche da chi? Passa dalle aziende agricole, passa dagli allevatori che mantengono il presidio e ci permettono appunto di avere un territorio valorizzato ed in ordine. E quello che un po' ci ha convinto anche è il fatto che i prodotti che vengono promossi da questo progetto sono quelli che arrivano dalla pancia del nostro territorio, quelli che arrivano dalla genuinità del territorio e che vogliono far sì che siano promotori di valorizzazione affinché ci sia appunto una ricaduta positiva e una salvaguardia di quello che è il nostro patrimonio. Ma attenzione, perché con questa iniziativa e con quella che poi verrà spiegata dagli Agricammini, per noi è fondamentale far passare dei messaggi, come ad esempio quello dell'educazione alla montagna, dell'educazione al paesaggio, l'educazione a quelle che sono le nostre tradizioni, a quella che è la nostra storia. Il passare con un cammino da un capitello vuol dire affondare per un attimo in quella che è la storia delle nostre contrade, di chi è arrivato prima di noi, di chi ha costruito i muretti a secco, di chi ha creato un territorio che è quello che noi abbiamo ereditato e che noi abbiamo il dovere morale di promuovere e di dare identità e di dare innovazione. Questo è fondamentale. Allora, come comuni, ringraziamo anche il GAIL Baldo Lessinia per il contributo fondamentale che ha dato, ma come comuni noi ci crediamo fortemente in questo progetto, ci stiamo spendendo nel nostro possibile, secondo quelle che sono le nostre capacità, perché questo progetto possa creare riverbero, possa creare salvaguardia e magari anche presidio, oltre che incentivare i giovani a rimanere sul territorio, piuttosto che a contrastare quei problemi come lo spopolamento, come la mancanza di servizi, accrescendo quello che è l'interesse e l'appeal della Lessinia in generale. Quindi ben venga questo modello partecipativo, come raccontava prima il Presidente Giulietti, nel quale comuni, GAIL, Copagri,
un gas, l'università, tante aziende agricole si sono messe in gioco. È una situazione, se ci pensate, davvero anomala e davvero unica secondo me, perché creare questa aggregazione e questa rete ha un po' anche dello straordinario, ed è questo l'importante, che lo straordinario diventi ordinario, perché questo secondo me sarà l'arma vincente. Quindi io non posso che invitare tutti a diventare ambasciatori di questo progetto, a venire in Lessinia, a trovarci, ad assaggiare quelli che sono questi prodotti che ci rendono estremamente orgogliosi, perché se siamo qua oggi è perché siamo orgogliosi di questi prodotti e di chi li produce appunto, e quindi la Lessinia ha molto, molto da offrire e invito tutti a venire a trovarci. Grazie a tutti. Grazie al sindaco Leso. Ora, a proposito di quanto diceva il sindaco, vale a dire la creazione di un presidio che possa aiutare a credere ogni giorno nel proprio territorio e a presentarlo, chiamo qui in rappresentanza del mondo agricolo e degli allevatori che hanno fatto parte di questo progetto la dottoressa Sara Contin. Buongiorno a tutti, grazie consigliere. Sì, io sono qui in qualità di imprenditrice agricola e di rappresentante delle 15 aziende agricole partner del progetto. Che dire, diciamo che le qualità tecniche del progetto sono già state esposte tutte. Vorrei un po' puntare l'attenzione su quanto è importante per me essere qui oggi come comunque rappresentante del mondo agricolo, che poche volte diciamo, è arrivato in regione, quindi insomma mi fa piacere essere qui, e dell'idea che questo progetto porti l'attenzione su di noi, quindi sul mondo che in realtà in Lessinia è il mondo che cerca di tutelarla e di portare avanti un messaggio di creazione di qualcosa e di mantenimento di qualcosa di davvero importante, perché ricordiamo che insomma senza l'agricoltura non c'è quindi la tutela, il presidio del territorio, e mancano ovviamente poi i prodotti che tutti i consumatori, i turisti che vengono a trovarci trovano. Quindi insomma è importante ribadire che il ruolo degli allevatori è fondamentale per questo progetto e ovviamente per la Lessinia in toto. Per quanto riguarda il progetto Agricammini, poi ne parlerà meglio Letizia, però siamo orgogliosi di poter dire che questo farà sentire la nostra voce, nel senso che saremo noi a raccontare la nostra esperienza, i nostri prodotti e quello che facciamo lì. Quindi molti di noi lavorano e vivono in Lessinia, anche negli alti pascoli della Lessinia, praticamente per tutti i mesi estivi. E questa è una cosa che comunque va riportata a chi ci viene a trovare, perché è una cosa che forse chi magari arriva dalla città o da un mondo estraneo risulta un pochino strana, nel senso che c'è qualcuno che ancora è lì, che ancora sta sopra i 1000 metri e lavora e vive lì. Quindi è molto importante per questo far conoscere tutti i nostri metodi di lavorazione, tutti i nostri ovviamente metodi di allevamento, che sono ancora estensivi, comunque semi-estensivi, e che quindi portano questa grande tutela e questa grande importanza al territorio. Letizia poi appunto vi parlerà meglio di come si svolgerà tutto. Qui oggi con noi c'è anche un'altra rappresentante degli allevatori e da cui partirà il progetto, quindi partirà il progetto dalla loro azienda. Quindi insomma speriamo che ci sia l'interesse del pubblico. Io penso di sì, perché come dicevate tutti la Lessinia è un territorio veramente meraviglioso e quindi valorizzarlo da questo punto di vista, appunto dal punto di vista agricolo e produttivo, è qualcosa che forse manca ed è importantissimo. E quindi insomma io sarò breve che non sono abituata a fare discorsi in questi ambienti, che insomma l'importante è che comunque la nostra voce venga ascoltata, e quindi speriamo che il riscontro poi sia numeroso e positivo. Grazie. Pur non essendo abituata direi che missione compiuta.
Grazie a Sara Contin. Ora invito a presentare invece gli agricammini, che sono una delle azioni concrete di questo progetto Radici. Invito quindi la dottoressa forestale e guida ambientale Letizia Filippini. Grazie consigliera e soprattutto grazie a tutti che ha permesso che questa iniziativa effettivamente prendesse forma, ma soprattutto grazie alla fiducia degli allevatori che mi hanno chiamata in questo servizio. Infatti è proprio con loro che sono nati questi agricammini, un po' proprio anche il come svilupparli sul territorio, dai loro bisogni, dalle loro storie, dai loro prodotti. Ecco perché Agricammini effettivamente ha poi anche ovviamente il concept che è Agricammini, persone, paesaggi e prodotti che raccontano storie. Infatti vuole essere proprio un'iniziativa che mette in dialogo i paesaggi, il territorio, le aziende, le comunità locali e i prodotti della Lessinia. Quindi cosa succederà? Ci saranno sul territorio 15 escursioni in 2 anni, ne abbiamo già 7 in calendario pronte a partire, la prima appunto sarà il 26 giugno con l'azienda agricola Baito Jäger a Rovere Veronese. E attraverso queste escursioni prima e incontri con le aziende agricole poi riusciremo effettivamente a raccontare il territorio, ma raccontandolo in modo un po' particolare. A noi guide ambientali escursionistiche non piace solo condurre su un sentiero, ma piace proprio far, oltre che divulgazione ambientale, quindi trasmettere delle conoscenze, far vivere proprio un'esperienza, quindi aiutare il visitatore a osservare il paesaggio, a imparare a interpretarlo, a iniziare a leggere quegli elementi significativi del territorio che possono aiutare il visitatore, ma anche il territorio stesso soprattutto, a raccontarsi e ad apprendere appunto delle conoscenze. Quindi quegli elementi che possono essere dal bosco, dal prato, il pascolo, la contrada, ma il baito, la malga, e tutti i piccoli elementi significativi del lavoro umano, come potrebbe essere un semplice muretto secco o quello che per il visitatore è solo un accumulo di massi. Invece grazie alle escursioni si riuscirà a entrare un po' più nel concetto e capire che cosa sono questi elementi significativi del territorio e come la natura nel corso della storia e l'uomo insieme hanno lavorato a una relazione, perché la Lessinia effettivamente è questo, è il risultato di una relazione di millenni di anni, ok? Quindi non si può non che raccontare questa parte relazionale. Ecco che quindi con gli agricammini saranno sviluppati appunto uno in ogni azienda, ma per questo quindi saranno un po' sito-specifiche, racconteranno proprio del paesaggio che quell'azienda ha attorno a sé, di come questa azienda effettivamente è entrata negli anni in relazione con questo paesaggio, con la natura che la contraddistingue. Andremo a lavorare proprio anche sull'identità dell'azienda stessa, identità che poi si collega nelle comunità locali, perché ogni azienda fa parte di una comunità locale e ogni comunità locale fa parte poi a sua volta di un territorio più esteso. Quindi questo è quello che riusciremo a trasmettere poi anche e soprattutto grazie all'incontro con gli allevatori. L'incontro che permetterà agli allevatori stessi, come un po' prima diceva già la Sara, di raccontarsi, raccontare il proprio lavoro, far comprendere anche i loro sforzi, i loro bisogni, ma anche la bellezza spesso del vivere anche in montagna e poter quindi entrare un po' più in connessione anche con un mondo magari un po' meno agricolo. Grazie a tutto questo, appunto, l'obiettivo principale è sicuramente valorizzare il territorio, conservarlo e dare un'opportunità di futuro di sviluppo della Lessinia anche in un'ottica un attimo diversa e più di interazione e conoscenza tra diversi ambiti. Ecco, quindi grazie davvero a tutti, grazie soprattutto agli allevatori e a chi ha partecipato alla realizzazione di questo progetto. Grazie. Grazie mille. In conclusione voglio veramente ringraziare nuovamente tutti coloro che sono intervenuti qui quest'oggi e tutti coloro che sono gli attori protagonisti di questo progetto davvero importante, perché è un progetto, credo che sia emerso dalle parole di chi è intervenuto qui quest'oggi, che sia un progetto che cerca di raccontare la Lessinia e lo fa cercando di trasformare l'identità in opportunità, la tradizione in sviluppo e le radici
in futuro. La Lessinia è davvero un territorio da vivere e da raccontare, sono tante le storie che attraverso questo progetto potremo presentare anche a chi non conosce la Lessinia. Ricordo che il progetto degli Agricammini partirà il 26 giugno, la partecipazione è gratuita, quindi vi invito a consultare il sito internet del progetto Radici per potervi iscrivere e partecipare a numerosi, perché veramente potrete conoscere un territorio meraviglioso che è quello della Lessinia. Quindi grazie ancora a tutti, viva il Veneto e viva la nostra Lessinia.